il primo libro che presentum è suonador da cuscrit e da quintet, Rinaldo Doro, è chi presenta. Rinaldo è, secondo la mia opinione, ma non è la mia, tra i più importanti suonadori di musica tradizionale che io ho anche in Piemonte, polistrumentista, praticamente suona tutti gli strumenti, ma non è qui tradizionali, suona fino a qui diciamo, più moderno. E le fine un cercatore che ha fatto diversi lavori la musica tradizionale, per suonare e un grosso lavoro l'ha fatto in collaborazione con il Centro Etnologico Canavesano di Amis Adbè, dal coro baiolese, dal gruppo di Amerigo Vigliermo, che vorremmo memoriare perché lui ha fatto una pubblicazione che è nel programma, nel volantino, nel tilot che lui ha presentato, però è un video, un DVD e un CD con la chorale, il coro baiolese. La seconda pubblicazione era il Biellese Magico, il Biellese Magico e Misterioso ad Roberto Gremmo, che però pone in essi presente l'influenza, le malavi. La Miss Chiaramonte è presente torna a Stan, che per la seconda vira pubblica, che è il Midem, l'agenda del Piemonte, se può di due parole, ben vanté. Poi l'uomo è messo a Moncravel, rappresentato da Lissander Mutin, che parlerà del lavoro che sono cammin che fanno in quella comune a Zora la lingua piemontesa e in particolare del concorso che invierà un CD, quella è una ventena a D. Io ho avuto la fortuna negli anni passati di suonare un po' in giro per l'Europa e tante volte quando andavo a questi festival di musica popolare vedevo sempre dei libri in giro, 1000 spartiti di musica irlandese, 100 spartiti di musica bretone e diceva, ma al Piemonte hai niente, non esiste niente, sembra che non ci sia interesse o che non ci siano le cose. Allora ho detto, boh, io mi metto, io sono 35 anni che raccolgo strumenti, spartiti e tutto quello che concerne la musica piemontese e ho una bella collezione, spartiti sono arrivato a 36.000 e quindi ho detto, boh, gavuma un po' dell'archivi, gavuma la puer, facciamo uscire qualcosa. Io sono socio del Centro Etnologico Canavesano perché Amerigo Vigliermo lo conosco da quando avevo 18 anni, adesso ne ho 55, quindi diciamo che è un lungo percorso di vita con Amerigo. Amerigo Vigliermo dal 1969 fino a ieri, un giorno sì, un giorno no, è andato a registrare qualcuno che cantava, che gli raccontava la storia del partigiano, che gli raccontava il suo mestiere, l'emigrazione. Quindi c'è un archivio che prevede 6.000 ore di audio e 3.000 ore di video, 1.500 fotografie e un numero imprecisato di libri. Questo archivio esiste fisicamente, è grosso più o meno come questa stanza, sta a Baio d'Ora, la sede del centro etnologico. Boh, allora ho detto, io voglio fare un libro con tutta questa musica piemontese che ho io e mi sono prefisso 100 spartiti. Poi dicevo, ma chi è che suonava questa musica? Perché c'è la storia, cioè la musica è un grado dei 360 gradi della nostra vita. La musica era importante sì, ma era una città a parte. Allora ho detto, vado a vedere e vengo, diciamo, a contatto con questi suonadur da cuscrit. Una delle feste più importanti dei ragazzi era il passaggio dall'adolescenza alla vita, diciamo, adulta, era questo dei cuscrit. I suonatori da cuscrit erano in due, c'è la musica di coppia, perché la fisarmonica sostituisce, diciamo, l'apparato strumentale più arcaico che era il quintet, di cui dopo vi vado a parlare. Il quintet è la forma, diciamo, più arcaica che abbiamo reperito di fare musica. Questo signore che è in copertina l'ho messo perché era un signore di Caluso che lo chiamavo Martin Cassul. Martin Cassul era, lui faceva le scope e le scale a mano con il coltello e io vendia al mercato, solo che appunto come doveva fare per attirare il pubblico? Suonava questo pifferino qui, suonava, faceva un po' di... e poi aveva un maialino piccolo, girava con questo maiale, era un balurd, girava col maiale e col piffero e attaccava anche briga perché si inciuccava volentieri. E purtroppo questo signore, questo Martino, ha finito i suoi giorni a Collegno nell'ospedale psichiatrico perché Navira andasi un entan parar sutil, quindi avanti, l'hanno chiuso lì dentro. E l'ho preso come simbolo perché questo signore è un po', diciamo, lo spirito della musica popolare che
serve sempre a qualcosa la musica popolare, per disperare che insomma, per le disgrazie che ci può mettere la vita, però noi siamo abituati a cantare e a suonare, quindi è la nostra consolazione che ci salva l'anima. È il quinto anno che facciamo l'agenda piemontese e quest'anno abbiamo toccato ci sono alcune curiosità. Quanti sanno chi è che ha inventato la caffettiera napoletana? Bene, l'unica azienda che li sta producendo è l'Ilsa di Collegno, quindi non ne producono a Napoli. Chi ha inventato la macchina da caffè espresso? Un torinese che aveva degli alberghi qua a Torino nel 1911, eccetera. Chi è che sta producendo e chi ha inventato la moka? È uno di Omegna, che praticamente siamo unici nel mondo. Chi ha inventato il computer è uno di Villardora che lavorava all'Olivetti, eccetera. Quindi capisce che qua abbiamo tante cose da dire, tante cose da vedere, bisogna soltanto cercare di valorizzarle di più. Il bello della società di oggi è farci dimenticare chi siamo e cosa facciamo, perché sono le cose più importanti. E alla fine ci vediamo tutta questa banda di giovani, eccetera, che non sanno cosa dire, non sanno cosa fare, non sanno nemmeno da che parte attaccarsi. Un po' di fantasia. Oggi siamo in una società globalista, eccetera, dove ci fanno arrivare tutto da paesi strani, lontani, eccetera, no? Ma alla fine valorizziamo le nostre cose, cosa abbiamo qua. Insomma, noi da quei anni facciamo un corso che sono già incontra nel nostro paese, che è il Moncravel, e grazie soprattutto all'assessore, un ex assessore della comune di Moncravel, che è Anna Maria Ferrari, e vanta di che però tutta la giunta e i consiglieri sono stati pro per quella hanno votato via una mozione per l'approvazione dal piemontesimo e la lingua minoritaria. E adesso siamo arrivati alla terza edizione del concorso di Moncravel che interessa qui alla CRIA e facciamo informazioni e niente. Vorrei ringraziare l'associazione sulla Dialpe per la spassi Caladani. Mi porti una bottiglia d'acqua. E portata beve giambrena mi mero, e mi mero giambrena, e mi mero giambrena, e portata beve giambrena mi mero, e mi mero giambrena, e mi mero per te.